di questo atleta che ha saputo sconquistare le simpatie di tutti, non soltanto per la sua potenza atletica, per il suo alto senso agonistico, ma soprattutto direi per la simpatia umana che lo caratterizza. Alberto Tomba, un ragazzo alto 1,83 m per oltre 90 kg di peso, è stato rimesso in sesto anche lì da Pompone, ha perso 5 kg, lo vediamo con una certa attenzione a affrontare con grande sicurezza e potenza le prime cose. Direi che sta sciando molto tranquillo, molto sciolto. Vediamo all'interno intermedio la verifica, ecco qui è il punto delicato, deve sciare bene liscio in questa parte centrale. Molto potente la sua. Un'azione potente, agile al tempo stesso, è la caratteristica davvero singolare di questo grande atleta. 44,69. Fa segnare 36 centesimi, ma sta amministrando il suo vantaggio, aveva 53 centesimi di vantaggio rispetto al secondo, al momento è ancora in testa, sta amministrando il suo vantaggio. Nirlik aveva un ritardo di 60 centesimi, Piero 52 centesimi, questa è la situazione, mentre Alberto Tomba sta affrontando con sicurezza l'ultimo tratto, abbastanza bene in questo tratto. Alberto sta attaccando a tutta Alberto Tomba, avete visto? Aveva la sensazione, avuto, non è mai accaduto in una gara che un atleta a pochi metri dal traguardo ha fatto come fanno i